Siamo in periodo di Natale, vedere questi fatti che è successo anche 2 anni fa, lo stesso fatto. 2 anni fa, sempre la notte di Capodanno, hanno messo un petardo nel braccio del bambino, è partita tutto il busto di San Giuseppe. È stato recuperato, abbiamo riparato. È un episodio grave quello toccato al capitello di San Giuseppe lungo la pista ciclabile che collega le frazioni di Campagnari e Belvedere a Tezze sul Brenta. Il povero bambinello in braccio al santo, che 2 anni fa aveva subito la stessa sorte, manca della testa staccata di netto e lasciata ai piedi della statua la notte di Capodanno. Un gesto quasi di stizza, secondo Franco Cerantola, che questo capitello lo ha costruito. Io sono convinto che è passata una squadraccia di ragazzi che, non so, forse erano un po' alticci, perché abbiamo trovato anche una bottiglia vuota di Jägermeister, e penso che hanno dato con la bottiglia, hanno dato sulla testa di Gesù Bambino e l'hanno troncata. A Tezze tutti sono già al lavoro per riparare il bambinello, ma una ferma condanna arriva anche dal sindaco Luigi Pellanda, che da mesi fa i conti con raid vandalici nel suo comune. Non è possibile accanirsi contro questi capitelli, contro queste immagini votive, no? Che hanno anche un profondo significato religioso per quanti ci credono. E se sono i nostri ragazzi, i nostri figli, credo che abbiamo tutti il dovere di fare una riflessione su come li educhiamo questi ragazzi. A poche centinaia di metri dal capitello, la notte di Capodanno, una banda di vandali è entrata anche nel centro anziani. Un disastro scoperto alla riapertura: sedie e tavoli buttati per terra, cassetti aperti. Rovistato all'interno dei frigoriferi, i tavoli buttati all'aria, le sedie, sono atti proprio di vandalismo. È il terzo raid in pochi mesi in questo centro anziani gestito da volontari. Se lungo la pista ciclabile le telecamere mancano, qui ci sono. Mi verrebbe di fare un appello, insomma, alle famiglie, a questi ragazzi che si presentino nel mio ufficio anche in incognito, perché abbiamo il dovere di educare, abbiamo il dovere di far capire loro che questo gesto è un gesto che non va fatto e che quindi devono anche rimediare dal punto di vista economico, secondo me. Si facciano avanti.